Oggi il PDL parla di problema sfrattati, ne parlano tutti, ne parla la maggioranza, ne parla il Sunia, ne abbiamo parlato anche noi, la fortunata coincidenza dell'11 novembre porta un po' tutti a stare attenti a chi ha problemi di mancanza di casa. Questa proposta di delibera consiliare, come nasce intanto? Beh, nasce da alcune valutazioni e dei confronti che ho fatto anche con il segretario del Suniere Besani e da un'analisi che abbiamo condiviso. Ci sono alloggi liberi e il Comune di Vicenza manda le persone in albergo e soprattutto non dà a tutti una risposta. Oggi è mutata la situazione economica, ci sono tante persone sfrattate più per morosità che non per finita locazione e non trovano risposte dal Comune. Ecco, diceva che in pratica oggi il Comune, che lo stesso Giuliari ha capito che c'è questo problema, non può non capirlo, però si è appellato all'esistenza di una normativa, di un regolamento comunale che impedirebbe l'intervento per gli sfrattati, mentre la legge regionale questo lo consentirebbe. In pratica la vostra proposta, da quello che ho capito, è soltanto estendere l'applicabilità agli sfrattati. È vero, e perché non farla insieme alla maggioranza questa proposta? È questa infatti la proposta di oggi. Il regolamento prevede solo 2 casi di assegnazione in deroga ai regolamenti, in deroga alle graduatorie di alloggi per massimo 2 anni ed è per le situazioni di calamità o delle situazioni che riguardano le case che devono essere sgomberate per problemi statici, eccetera. Non contempla, come invece prevede la legge regionale, i casi degli sfrattati. L'assessore da mesi e mesi dice che è necessario modificare un regolamento. Beh, lo faccia. Siccome abbiamo preso atto che non lo ha fatto in questo ultimo anno, anzi non lo ha fatto da quando si è insediato e questo a dimostrazione che è più interessato alla parte che riguarda la pace dell'assessorato che non alle situazioni di criticità sociale. Avendo il potere deliberativo anche noi di proposta di deliberazione, anche noi consiglieri comunali, abbiamo presentato questa proposta di modifica del regolamento. In cosa consiste? Come dice la legge regionale, il Consiglio comunale può inserire l'affidamento di alloggi per emergenze, situazioni di emergenza, per 2 anni, anche i casi degli sfrattati. Non abbiamo fatto altro che una semplicissima modifica del regolamento, ci abbiamo impiegato un paio d'ore a scriverla, nulla di più. Besani del Sunia ha sostenuto in un suo documento che abbiamo riportato che esiste una sentenza della Cassazione del 2007 che legittima i casi di poveri sfrattati che vadano ad occupare case che appartengono a enti pubblici. Senza entrare nel merito, questa proposta di allargamento della possibilità di concedere case oggi sfitte a sfrattati, quindi persone che hanno realmente difficoltà, potrebbe allentare le eventuali tensioni sociali a cui Sunia fa riferimento? Ma io direi proprio di sì. Qual è il caso della persona che è talmente disperata che va ad occupare una casa che non è sua e che non gli è assegnata e per la quale appunto la Cassazione penale dice che non è punibile perché ha agito in situazione di emergenza? È proprio il caso che noi prevediamo, cioè lo sfrattato per morosità, perché è privo di lavoro, che si trova a casa a dormire sotto il ponte, prende e va ad abitare in una casa che è sfitta, magari del comune. Bene, questa modifica del regolamento consente al comune, a questo soggetto, a questa persona che è disperata, di dargli per 2 anni una casa di quelle sue sfitte o di cui è in disponibilità. Noi infatti non parliamo solo di ERP, parliamo di case in disponibilità del comune che può assegnare direttamente. È ovvio che allora questi casi di cui si è occupata la Cassazione penale vengono completamente risolti perché il comune gli può dare direttamente senza graduatorie, quindi in deroga a qualsiasi norma come prevede la legge regionale, gli può dare per 2 anni un'abitazione e in quei 2 anni assisterlo ed aiutarlo a ritrovare un lavoro e magari anche allora un'abitazione anche attraverso le graduatorie, ma consente questa modifica al regolamento di dare immediatamente una risposta.
La domanda allora che noi ci siamo fatti è: ma perché l'assessore non lo ha fatto prima? Perché è un assessore inadeguato per il ruolo che ha, è un assessore che sta dimostrando in questi anni di gestione dell'assessorato che non comanda, non dà linee politiche, ma sono i funzionari che determinano le cose, e un assessore così farebbe bene a dimettersi.